Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, valuta di non ricandidarsi al secondo mandato alla guida del centrodestra. Sono stanco e demotivato. Udine è una città difficile e un po' ingrata. Le sue parole in esclusiva a Telefriuli. Io ancora non ho deciso, vediamo insomma come si mettono le cose. Tanti sono sul suo nome, sul centrodestra. Cioè, tanti le chiedono, ecco, da quel punto di vista. Lo so che tanti, però il sindaco qualche volta è anche stanco perché vede che Udine è una città un po' difficile e in alcuni momenti anche ingrata. E allora uno dice: ma perché devo tanto spendermi se poi la gente non coglie queste importanti iniziative che abbiamo fatto? Io ricordo via Mercato Vecchio, che l'abbiamo rivoluzionata ed è diventata una via importante per la città, l'afflusso di turisti in continuazione, la città è tornata a vivere, e sento qualcuno invece che dice l'incontrario. Non solo cittadini, ma anche all'interno del comune. So che lei ha usato qualche parola in qualche post su Facebook. Le ha dato fastidio anche quello? Ma mi dà fastidio che qualche dipendente comunale partecipi in maniera smaccata contro questa amministrazione. Questo non è una bella cosa, insomma, dà fastidio. Certo, ognuno ha le sue idee, ognuno può esprimere i propri concetti, però quando si lavora in un ente bisognerebbe, quando si è dipendenti, astenersi magari da organizzare manifestazioni politiche che sono in contrapposizione con l'attuale amministrazione. Quindi lei si sente un po' stanco, se molla solo per il fatto di sentirsi un po' stufo, insomma. Sì, un po' così, non motivato, ecco, mettiamolo sotto questo aspetto. Non ho grandi motivazioni perché vedo che Udine, ripeto, è una città difficile e, tra virgolette, vorrei dire, qualche volta non riconosce quello che si è fatto. E siamo alla cronaca. 730 kg di cocaina mescolati a grani di caffè crudo sono stati rinvenuti e sequestrati nel porto di Trieste dalla Guardia di Finanza. Erano occultati all'interno di un container proveniente dal Sud America. Lo stupefacente avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali 20 milioni di euro. Erano occultati all'interno di un container che, almeno in teoria, avrebbe dovuto contenere soltanto caffè. All'interno invece c'erano mescolati ai grani 730 kg lordi di cocaina proveniente dal Sud America, e sulla cui destinazione ci sono ancora indagini in corso da parte di Guardia di Finanza e Agenzie delle Accise, Dogana e Monopoli. La sostanza stupefacente è stata scoperta nei giorni scorsi nel porto di Trieste. Una volta disposto lo scarico totale del prodotto dichiaratamente trasportato, ovvero i sacchi di caffè, questo è stato accuratamente ispezionato anche con l'ausilio delle unità cinofile. Sono stati proprio i cani poliziotto a segnalare alcuni dei sacchi ispezionati, al cui interno è stata effettivamente rinvenuta la cocaina, che per confondere l'olfatto dei cani molecolari era stata abilmente mischiata ai grani di caffè crudo. Il quantitativo di sostanza stupefacente, uno dei più rilevanti mai intercettati nel porto di Trieste, avrebbe fruttato introiti per oltre 20 milioni di euro sulle piazze di spaccio e sarebbe stato idoneo a saturare una vasta area di mercato per un apprezzabile periodo di tempo. Per la Guardia di Finanza è stato molto importante aver sottratto alle organizzazioni criminali la disponibilità della cocaina, che avrebbe consentito di conseguire i rilevanti profitti da reinvestire nel traffico delle sostanze stupefacenti. Controlli mirati nella zona di Borgo Stazione a Udine da parte dei carabinieri. Ieri i militari del comando provinciale hanno svolto con l'articolato impiego di uomini e mezzi un servizio di controllo straordinario nelle aree più sensibili del capoluogo. Sono state identificate 208 persone, di cui 200 stranieri, e ispezionati 20 veicoli. Un 35enne extracomunitario è stato trovato in possesso di 3,4 grammi di marijuana e per questo è stato segnalato alla prefettura quale assuntore. I carabinieri del NAS di Udine hanno invece controllato 5 esercizi pubblici, rilevando e sanzionando 3 violazioni di carattere amministrativo. 2 automobilisti infine sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Guidavano con un tasso alcolemico di oltre 2 grammi per litro di sangue. Il Consiglio regionale ha approvato il DDL sulla disabilità a larghissima maggioranza. Questa norma, ha commentato l'assessore Riccardi, rappresenta una delle declinazioni più alte degli atti politici che questa legislatura consegna a tutta la comunità.
È una legge importante anche per il modo, perché ha un voto molto ampio con praticamente quasi tutta l'opposizione, c'è solo un'astensione, quindi intanto diciamo che la politica può permettersi il lusso anche di non dividersi su cose importanti. Oltre a questo, questa è una norma che ha l'ambizione di modernizzare una legge fondamentale di questa regione, la 41 del 96, introducendo principi di equità e universalità nella risposta al fenomeno dei problemi delle persone con disabilità. Il principio dell'equità è estremamente importante, noi riconduciamo alla definizione dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza. C'è un grande percorso anche in natura organizzativa con le aziende sanitarie, i comuni e anche con le esperienze che ci sono state, e quindi noi oggi garantiamo una norma moderna che affronta i temi della disabilità complessivamente, non soltanto per il bisogno strettamente sanitario, ma per la vita delle persone, riducendo quelle che non devono più esserci nelle differenze, nelle condizioni di sopravvivenza. E lo facciamo nel percorso di una vita, declinando aspetti della cultura, del turismo, dei trasporti, dell'abitare, quindi un percorso complessivo per affrontare fenomeni che devono essere risolti e devono essere affrontati nell'ambito dell'aspetto della cronicità. Ed ora ritorniamo a Udine, dove è stato completato il secondo lotto di rifacimento dei marciapiedi in via Cadore, salvi gli alberi, grazie a un intervento che ha previsto anche la sistemazione della pista ciclabile. Vice Sindaco Michelini, questo fa parte di un intervento complessivo che non finirà qua comunque. No. Questo è il secondo lotto, il primo lotto l'abbiamo completato 1 anno e mezzo fa in via Martignacco, che completava una parte di Viale Cadore. Da Viale Cadore, qui dove siamo presenti, siamo arrivati quasi fino alla fine dello stesso viale. Qui era tutto sconnesso, dalla pista ciclabile che veniva allagata continuamente con le radici ai marciapiedi, dove erano praticamente impraticabili non solo nella chiesa ma anche nei condomini qui a fianco. È stato sistemato tutto allargando l'aiuola, e poi abbiamo alzato il livello della ciclabile, che adesso verrà colorata, a livello, diciamo, del marciapiede, diviso dagli alberi, quindi c'è una divisione netta. Qui veramente abbiamo fatto una fase importante che ci permette poi di replicarla anche nelle due parti, destra e sinistra, diciamo, del viale Cadore, che continuano dopo il semaforo. Quando questo? Quando ci sarà? Adesso dobbiamo predisporre diciamo, i due progetti e finanziari, ovviamente, quindi sicuramente il prossimo anno, non quest'anno. La pagina degli spettacoli, 1 ora e mezza di concerto che ha rapito il pubblico, è toccato alla cantante tosca aprire al Teatro Verdi di Maniago la 15ª edizione del Festival Vocalia. La magnifica voce di Tosca ha aperto ieri sera al Teatro Verdi di Maniago la 15ª edizione del Festival internazionale di musica Vocalia, rassegna che ha nella sua voce, in tutte le sue sfaccettature e sfumature, il proprio focus. Non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo, morabezza speciale, il suono della voce, portato con successo in tutto il mondo, costruito con la regia di Massimo Venturiello e la direzione artistica di Gio Barbieri. La pluripremiata cantante romana ha accolto il pubblico con il brano La mia casa, eseguito in apertura di concerto, in un immaginario salotto sudamericano ideato dallo scenografo Alessandro Chiti, nel quale soffiava l'alito vitale dell'amata figura di Frida Kahlo e dei suoi feticci. Il viaggio di morabezza, parola creola, che esprime l'insieme di saudade e allegria, nostalgia del presente prossimo, ha attraversato i posti da cui arrivano le canzoni, Brasile, Macedonia, Transilvania con la musica Yiddish, Spagna, e ha abbracciato diverse lingue, francese, portoghese, arabo e italiano, in un interessante incrocio culturale che da tempo è il marchio di fabbrica dell'artista, denominatore di insieme segno indelebile della sua altissima cifra artistica. Tosca era accompagnata da una band di livello altissimo, nella quale spicca la polistrumentista triestina Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte e voce. Il concerto ha letteralmente rapito il pubblico per oltre 1 ora e mezza e stasera il festival prosegue alle 21 con la scatenata orchestra degli Extra Liscio, la band diventata popolare dopo aver preso parte al Festival di Sanremo con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il
Il Mercante di Venezia ha dato il via alla 25esima edizione della stagione di prosa alla Giovanni da Udine. Sui 25 anni appena celebrati con prestigioso concerto che ha tenuto a battesimo la nuova stagione musica, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha preso pure piede quella della prosa con Il Mercante di Venezia, raffinata produzione proposta con nuovo allestimento dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con il Centro Teatrale Bresciano ed il Teatro degli Incamminati per la regia di Paolo Valerio. Rappresentato per la prima volta a Londra nel 1598, Il Mercante di Venezia di William Shakespeare, soprannominato il Bardo dell'Avon, ritenuto il più eminente drammaturgo della cultura occidentale, pone al pubblico contemporaneo questioni di rilevante necessità, scontri etici, rapporti sociali ed interreligiosi mai pacificati, l'amore, l'odio, il valore dell'amicizia e della lealtà, l'avidità ed il ruolo del denaro attraverso personaggi che in scena incarnano inquietudini, chiaroscuri e complessità ancora sorprendentemente attuali. Su traduzione di Massimo D'Amico ed adattamento del regista Paolo Valerio, il capolavoro del Bardo è affidato ad un pool d'attori capeggiato da Franco Branciaroli nel ruolo cardine dell'usuraio Shylock. A lui si rivolge Antonio, Pier Giorgio Fasolo, ricco mercante veneziano, il quale, pur avendo impegnato i suoi beni in traffici rischiosi, non esita a farsi garante per l'amico Bassanio, Stefano Scandaletti, innamorato dell'aristocratica Porzia, Valentina Violo, che ha bisogno di 3.000 ducati per cambiare il proprio destino. Shylock però impone una spietata obbligazione. Se la somma non sarà restituita, egli pretenderà una libbra della carne di Antonio tagliata vicino al cuore. Ma sarà proprio Porzia ad intervenire come avvocato in difesa di Antonio, che con argute argomentazioni gli salverà la vita punendo la furia vendicativa dell'usuraio. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.